saluto a tutti gli amici stimados de Radio Televisione Sarda. Questo è il secondo attopio che un può contare cose de Sestu, del gruppo dei Nuragisi, del Festival internazionale del folklore che già da 17 anni a oggi noi in Sestu si presenta da in piazza, in palco e tutto canto, ed è 2 anni che questa volta invece si offende una cosa tutto televisiva, poi come ciesi con le cose del Covid non è stato possibile organizzare bene tutte le cose, ma noi speriamo che posso 2022 a tornare in piazza, a tornare con la gente a contare cose belle dei gruppi che arrivano da ogni luogo del mondo. Se uso questa lavoro con Pierpaolo Angioni, Renato Gannas e con Ludovica Angioni. Ludovica, tu hai intre sa famiglia Nuragisi e organizza vestimenta, costumi e tutto canto. Come ti funziona su traballo poi vestirsi? Come ti si organizzai si posatro? Incominciata tutto questa ricerca, video su is fotografias, is testimonianzas dei anzianos de vida e piano piano is piccioccheddas de su gruppo a una incominciano a fare su costume castiendi appunto questa cosa. E tu Ludovica sei responsabile del tuo gusto, casti a tui, tutto succede, di come si visti, tutto canto. Poi ogni volta che sul gruppo bessi di Perizzerriao fai una vestita, una processione o presa presto su una festa e tutto canto, tu controlla se tutto sia a posto bene, tutto a posto, Sì, sì. E come si se sei vera con un paghetto. Deus narazu sa costumista, zizzeria da ici, ed è un argomento questa vicioca si depi di vestire una senora brumanna magari può dire si può di buoni su vestire il lutto, può fare biri, deu gasti commenti si bistinti può biri chi punti tutto andava bene. Dunque Ludovica, voi con tu usa questione ancora poi sta in questo attopio de oggi uso a fare biri i uomini come si bistinti sta tutto deni in tutto canto. Dunque Leonardo e Totto che sti noi ha tentato questa possibilità di si fare biri sa ganna di si vestire bonosus e si ha fatto biri impara un altro picciocco che ne via da Sattro Eugenio. Grazie a Ignazio che ho pure in questa puntata tiene questo bello bistiri di Vesta Manna e dunque prima di andare a vedere questa registrazione che ho fatto noi in questo apposento devo voluto dare grazie a Regione Sarda, poi grazie a Issu su questa manifestazione, questo festival, tutte queste cose si può dire e grazie all'amministrazione comunale di Sesto, sa puntata passata, sa prima, io intendio sa sindaca e tutto de Sesto Paola Secci che si raccontava uno scanto cose e a issa di tornare grazie se avete sempre accanto a suo gruppo e su socio dei Nuraci si può su cose belle che organizzano in noi. Ma in noi può cominciare, ma da Francia si fa bene questa registrazione che ho fatto noi e si fa bene, si conta da commenti, si visti i uomini, si ma preso a presto, itta, con itta si visti. Dunque castiamo su questa bella registrazione. L'abbigliamento tradizionale maschile, in uso nella comunità di Sestu a cavallo tra la seconda metà dell'Ottocento e i primi del Novecento, è simile per foggia e per struttura al resto del Campidano di Cagliari. Questo prevede diverse fogge, come quelle ad uso quotidiano che indossa Eugenio e quelle ad uso festivo che indossa Leonardo. Nel quotidiano ritroviamo abiti semplici, confezionati con stoffe modeste e resistenti, di facile utilizzo e comodità. Potevano infatti essere lavati e maltrattati durante i lavori quotidiani o nei campi. Al contrario, i capi festivi erano di gran lunga più pregiati, arricchiti spesso con passamanerie dorate e argentate, indossati solo in occasione delle feste comandate, come Pasqua, Natale,
la festa dei santi o per recarsi a messa la domenica. Ogni abito era inoltre uno status sociale e manifestava di fatto il certo di appartenenza della persona all'interno della comunità. L'intimo, in entrambi i casi, è simile ed è costituito dai scrazzonis de arroda, o mutandoni, e da sagamisa, la camicia. Gli scrazzonis de arroda, in tela di cotone bianca, sono bloccati in vita da bottoni o stringhe, mentre sulle gambe lasciati cadere liberi. Un particolare da notare è la spaccatura o apertura sul retro dei scrazzonis. Tramite questi laccetti, infatti, si può allargare o restringere il mutandone all'occorrenza, quando si irrobustisce o si perde peso. Sagamisa, indossata sulla sinistra, è in tela di lino, semplice e priva di fronzoli, ad uso prettamente quotidiano. Quella sulla destra, invece, ad uso festivo, è di cotone, più elaborata e impreziosita da inserti di pizzo e pieghette sul colletto, i polsini e sul petto. I smigias, calze di cotone nero lunghe al ginocchio, fanno da base ai scrazzas, ghette o uose, di panno nero o di orbace, sagomate sui polpacci e lunghe a piacimento sopra o sotto il ginocchio. Le ghette coprono solo in parte i buttinos, scarponcini allacciati, in pelle naturale scurita o più raffinati in pelle nera. In alto, le ghette vengono fermate da un nastro colorato, di raso, di seta o di cotone, annodato a fiocco o semplicemente avvolto su se stesso. Diverse sono le tipologie di corpetti presenti nella comunità sestese. Il corpetto in velluto operato terziopelo, tessuto pregiato importato in Sardegna dalla Spagna, realizzato in cotone, con disegni floreali in velluto di seta a risalto. Il corpetto in orbace marrone, tessuto prodotto nell'isola, chiuso sul davanti lungo il lato destro del torace e, proprio per la particolare abbottonatura laterale, chiamato croppetta unazza. Oltre a questi, ritroviamo anche corpetti di seta e di velluto dai vari colori, oltre che di panno e di fustagno dai toni scuri nero o grigio. Entrambi i corpetti sono chiusi da una fitta bottoniera realizzata con monete d'argento. Le monete impiegate vengono modificate in alcuni casi con l'aggiunta di una catenella a maglie rotonde, detta a giunchigli, o con un semplice anello. Il corpetto è allacciato sotto sul vardanchino o a roda, ovvero il gonnellino. Per questo capo si utilizza l'orbace nera prodotta in loco o il panno di lana, sempre di color nero. Viene lavorato con una più o meno fitta plissettatura sulla vita, che ne regola l'ampiezza e il volume stesso. Anche la lunghezza varia, gonnellini più lunghi o più corti a discrezione del gusto di chi li indossa. Il gonnellino viene bloccato da saga a righiera, cintura rivestita con velluto o seta, impreziosita al centro da broccati e orlata da passamanerie in filo d'oro ed argento. In passato, questa cintura aveva lo scopo di contenere le cartucce, detto appunto cartucciera. Con il passare del tempo ha perso la sua utilità, arrivando via via ad un utilizzo puramente estetico. Diversi sono gli accessori che possono essere aggiunti all'abito. Non poteva mancare il sarralloggio, l'orologio da tasca con annessa la sua catena in argento. Saneddu, un anello d'oro o d'argento arricchito con incisioni e pietre incastonate di vario colore. Il corollario dei sprendas maschili prevedeva, oltre a sarrolloggio e saneddu, i buttonisi, gemelli di diversa fattura e materiale. Questi gemelli chiudono in coppia la camicia a livello del colletto e dei polsini. La tecnica più diffusa per la realizzazione di questi manufatti è la lavorazione a filigrana, ma non di rado ritroviamo bottoni semplici e lisci di fatture tecnica più arcaica denominati a bacca. I bottoni vengono tenuti insieme da una spilla oggiuale o in alcuni casi da un nastro di cotone annodato. Ad ogni uomo che si rispetti non può mancare sa giacchetta, la giacca di panno o orbace nero con inserti in velluto di seta sui polsi e sul colletto e chiusa con alamari e bottoni. Alla giacca viene spesso riposto un cappotto, detto sereniccu, realizzato anch'esso in orbace nera e impreziosito da velluti e passamanerie. Alternativa alla giacca è sabisteveddi, ovvero la veste di pelle, che non è altro che una pelle di capretto agnellino finemente lavorata. Si indossa o con il vello sul lato esterno e la pelle all'interno, oppure al verso opposto, in funzione di quanto si voleva attutire il freddo. Il capo viene sormontato da un fez in panno nero, di forma cilindrica e rigido, chiamato anche cappello da fumo.
ed ha la berritta, una cuffia a sacco, sempre in panno di color nero, più o meno lunga, portata arrotolata con 2 o 3 pieghe sul davanti o lasciata cadere su di un lato. Sulla berritta viene poi annodato un fazzoletto di cotone o di seta stampata, ripiegato a triangolo e arrotolato sul davanti. In conclusione, queste sono 2 tipologie tra le tante presenti sul territorio, che si potevano ritrovare abitualmente in uso a Sesto, tra la seconda metà dell'Ottocento fino ai primissimi anni del Novecento. Dunque, se torniamo un pari, questa seconda puntata sa de d'uso dei stresi che si fa in pari, si ha fatto bene in tanti su vestimenta dei uomini e poi torniamo in noi, in aposento dei sasedi, dei nuraggi e tutto, poi ti contavo su del ballo. Sempre torniamo a su 2019, poi ti tenevo questo ricordo bello, via l'ultimo anno, prima che si fermaia con questa vesti del Covid-19, no? Dunque questa è l'ultima rassegna, edizione fatta in prazza. Renato, in questa festa, vosato si è fatto uno scanto ballo, su ogni dì, 3 disi di festa e tutto canto, e ogni dì adesso sono ballo o prude uno. C'è questo passo in Tresi che lui ha fatto con suonando la chitarra e Stefania Manca invece da sul sonetto. Come te musicalmente Bolunai questo ballo fatto a chitarra e organetto? Di per sé la sonata un vaghetto traballosa, anzi in mezzo di tutto i sonata che fa adesso chi vuoi 20 ballate custa sul ritmo campidanese e questo che impegna di bruso sia da organetto sia da chitarra. Comunque un suo tempo non sei un nascio suonando su ballo sardo, quindi a poter più tu sei un rocchettaro, sei vale. Devo nascere in questa musica pop. Andà bene, sai, io sono pari con questo ballo del gruppo Nuragisi, va su un Tresi con Stefania Manca, che poi i 78 in sa famiglia dei Nuragisi, come te un questo logo non è sul logo del folklore, ma è sul logo dei sagenti, uomini e femmine, che si attopianta, e in questa cosa diventa una cosa bella pure, questa con Jacopo, e appunto diventato nasce una famiglia. E nasce una famiglia. E io sono pari questo bagno.
Dunque, se tornato un pari, scetti posinai che in moi, devo salutare e tornare grazie a questa regione, a suo comune, ma c'è una persona che è amico del suo gruppo di Nuragi, di tutte le cose che si fanno in sesto, è stato baddatori di questo gruppo, Michele Cossa, e moi è onorevole, e moi, de quando è onorevole, e Michele Cossa in suo consiglio regionale, e isso proprio poi è in suo consiglio, è sta accanto al suo gruppo e donnerà un aiuto umano con il suo consiglio regionale e tutto, e dunque isso deus un tendio in questo luogo a undi fademus fino al 2019 sa festa in prazza e dunque d'un tendeus e discutaus un pari. Ci troviamo nel luogo dove abitualmente si svolge questa bellissima rassegna folcloristica organizzata tutti gli anni dal gruppo folk I Nuraghi. Una rassegna che quest'anno assume una importanza particolare perché verranno in evidenza i vestiti, quell'elemento così importante nella cultura dei popoli e che tutti gli anni Ottavio Niedu mette in evidenza durante la processione di Sant'Efisio e che quest'anno avrà, come dire, una valenza internazionale. Noi siamo impegnati nella battaglia per il riconoscimento del patrimonio monumentale nuragico dell'UNESCO e unire in questo modo un patrimonio immateriale. Non dimentichiamo che la Sardegna ha già avuto riconosciuto il canto a tenore con questa iniziativa che tende a portare alla vetrina, agli occhi di tutto il mondo il patrimonio nuragico. Io credo che sia un coniugio molto, molto importante, molto bello e molto rilevante in questo particolare periodo storico. E dunque, se noi andiamo a castiare gruppi internazionali, andiamo in Polonia, dunque satturaus in sul continente nostro, Zespol Piesni Danza Cracovia, e dunque questo è un gruppo che arriva da Cracovia, è un gruppo di Portumano, potete pensare che è stato fondato negli anni 50 del 900, ma è uno dei gruppi CIOF, dunque è uno dei gruppi di riferimento, importanti, che ci fonti proprio poi rispettano tutte le tradizioni, manna che va in Tissus e tutto, tutta questa zona della Bologna. Pierpaolo, con questo gruppo ci sei già stato posato in Polonia o dove sei ancora andare? Come funziona? Allora, sono stato invitato meda volte, ma circostanze, concomitanze, non so mai dove andare. Una delle prossime tappe, uno dei prossimi festival che ho partecipato, adesso è proprio sicuramente un festival della Bologna. Questo in particolare, che è già venuto in 2017 a noi, siamo domandati di partecipare alla prossima edizione di questo festival, in attesa se donando anteprima dei commenti esibiti. Provate a domandare in onda su filmato. Dove sono uomini e femmine, sono in pari e sono stato filmato e tutto, Dante fatto isso, i componenti del suo gruppo, e dunque è fatto di avere un bene in meda e dobbiamo un pari.
I costumi festivi di Cracovia sono tra i più conosciuti abiti popolari polacchi. I tessuti, i tagli, i colori e gli ornamenti cambiarono ripetutamente, raggiungendo la massima differenziazione nella loro fase finale di sviluppo all'inizio del XX secolo. A causa degli eventi storici e dell'influenza di idee patriottiche e artistiche, i costumi di Cracovia hanno acquisito anche un significato simbolico. Ciò è particolarmente vero per il soprabito bianco dell'uomo e il berretto quadrato, rosso e decorato. Questi due elementi vennero a simboleggiare i polacchi, elevando il costume regionale di Cracovia allo status di costume nazionale. Il soprabito maschile indossato dai cracoviani orientali ha un caratteristico ampio collo triangolare che scende lungo la schiena. Era spesso cucito da un panno di lana color ruggine, ma anche da blu, grigio o bianco. Il colletto era decorato e talvolta ricamato sul davanti e nelle tasche. La cintura in pelle da uomo bianca in 4 parti, solitamente decorate con borchie in ottone e trecce lavorate in pelle verde o rossa, è fissata con un metallo per la fibbia. La parte più interessante dell'abbigliamento della donna era il corpetto. Tali corpetti erano adornati con nastri da merceria d'argento o d'oro, nappe monocolore, bottoni decorativi, spesso rossi per assomigliare al corallo, paillette e perline. Col tempo, tale ornamento viene impreziosito anche da ricami. Dunque, se io vi commenti si bistinti uomini e femmine di questo gruppo cracoviasi di Polonia e tutto, e si commenti è Baldus, Cantus, Sonus, c'è dedotta in questo sozio, che è un nao che nasce in 51, dunque un gruppo di arero di riferimento prodotto a Bologna. Infatti, issus, in Baldus che vainti, cambiano sempre il costumus, si bistinti a seconda dei ballus che vaintissus di una zona o satra di Bologna e usano il costumus e tutto. È una caratteristica di questo gruppo è che ogni volta che si presentano in un festival internazionale avanti una roghededdu de danza de ogni località rappresentativa di Bologna. E dunque se in Moiburu, con questa registrazione che in evocavo a Forasa, da Pioso un pari e Pioso uno scanto ballo su chi santi preparati e santi fatto biri già in su palco, e noi su tornamos a vedere in pari in questa registrazione.
Su festival numero 17 questo de Occanno, des International Folk Fest de Sesto, organizzato dal suo gruppo in Nuragi, che è questo gruppo di obiu oi con i somminisi, con il vestimenta dei somminisi, su ballo e tottocanto, che obiu a registrare un prazza, ma a Pierpaolo volevo domandare, sa famiglia Nuragi, noi scetti ricerca de vestimentas antigas, noi scetti sul gruppo del ballo, ma c'è una parte in Portumanno che cosa del suo canto, del suo coro e tutto. Ah no, è un coro polifonico, folcloristico, come si nata a voci mistas, ci punti uomini e femmine, sa chi canta? Cantas a tre voci, di bassos, e sopranos e tenores. E solistas naturalmente, si sono s'accompagna da solitamente Renato, ma poteva comunque in ogni caso cantare fuori musica pure. Ma sul repertorio cadenesi moi, come te, su punti cantos all'irgus, profanos, ma ci punti cantos religiosos e tutto. Post animazione di tutto San Missa. San Missa e tutto, poi San Missa cantata, e poi potevo fare i gocius naturalmente, i lodisi dei santus, certo. Ma i gocius, i sberlefos, ogni gocius sargenti poi adesso anche... Poi da prima il goccio ti nasce sicuramente canto, poi santo, tutto canto, certo. E poi a pagare con Sardegna. È una cosa bella del goccio, poi a ribauso con il goic spagnolo, certo. Catalano, ma si funti diffondi proprio in tutta la Sardegna. È una cosa bella che cambia sul ritmo, su tempo musicali, sa denominazione è tutto, questa in Sulci si tu certo. Si a Cogius, in noi in Campidano Goccius, in Logudoro Gozos, in Baronia Gozzos, però sempre questa cosa come ti dà a tu, che c'è s'anima religiosa, ma il Goccius a disprezzo, a festa, certo. E tutto canto, e dunque è una bella cosa. E posato su, fate il Goccius a Santo Millano, penso. Naturalmente, Santo Milano, Sant'Antonio, Sant'Efisi. Sant'Efisi, su Santo Manno dei Sardos. E poi, naturalmente, tutto sul repertorio civili, è andato tutto. È una cosa manna comunque, in ogni caso, tenne tanti cantos, può avere un spettacolo in Dubaico. Dunque, se noi siamo andati in Sud America, pensai, in Equatori, proprio Ecuador, questo luogo che ha già 17 milioni di abitatori, è una cosa bella che questa capitale Cosanzoro, Quito, è diventata già nel 1970, pensai, patrimonio immateriale dell'umanità, dunque è un luogo di adero su dei spantu umano da bere. E questo gruppo invece c'è un scanto de anni, è una cosa bella di questo sozio che sostiene sul gruppo del ballo, ma tenete danza classica, danza moderna, danza popolare, dunque si fa di adero su non c'è come cosa, punti meda sei socio di questa formazione e fa tutte queste belle cose e partecipano a 10 anni sei gustavati in milli e milli festival in ogni luogo del mondo. Infatti fino a oggi mi hanno attivato più di 500 esibizioni in tutto il mondo e noi su noi e sapere come si esibisti e poi dopo e sapere pure come si badano, ma intanto castiamo su questa registrazione che Santi mandao e si fa intibire come te e come ti funti vestimenta dell'Equador. Vedremo l'abbigliamento della comunità della provincia di Imbabura, considerata la vera capitale interculturale dell'Equador. La donna indossa una camicetta ricamata. L'anaco bianco è il pezzo rettangolare che si mette intorno alla vita, unito a sinistra e con una piega a destra. L'anaco nero va su quello bianco e i due anacos formano una gonna che viene tenuta in vita da una cintura
che ha anche una importante funzione decorativa, soprattutto in occasione di feste o cerimonie. Orecchini in perline colorate, una collana dorata di alto valore simbolico, così come fortemente simbolici sono i bracciali che sottolineano la forza delle mani per il lavoro. I capelli sono raccolti e tenuti in ordine da una cintura. L'abito di Gran Gala comprende l'uso di una camicia bianca con lunghe maniche. I pantaloni bianchi sono stati riportati in uso dagli anni 70 e rispettano l'identità della comunità locale e comprendono l'uso di una larga cintura. Il poncio si utilizza generalmente in montagna per ripararsi dal freddo. L'abbigliamento si completa con l'uso del cappello in panno nero e le scarpe, le espadrillas, scarpe a forma di pantofola. E questo affianta i vestimenta del Ecuador, di questo gruppo che ha mandato questa bella registrazione. Ludovica, a proposito dei vestimenta e tutto canto, usato su tu e andato a fare questa ricerca, che non si ferma mai, sa gica andare innanti sempre, perché c'è sempre quella cosa che di besti da fuori e dunque è cosa di riferimento e tutto canto, e usato da pigliarsi in considero proprio fai sempre meglio sa rappresentazioni dei vestiti, di come si vestivano in santo sul noi in sesto. E usato su fare i vestimenta dei uomini e delle femmine, scelti con su gruppo quando vessesi in professioni o festas o partecipai a mustas e tutto canto. Principalmente i bois festas, a bois processioni, quando badauso, però partecipauso pure a mostras da organizzauso nosos, oppure andauso a undici invitanta. Poi è importante sa ricerca, ma è pure importante a mostrare ai altri, a chi non partecipa alle processioni. È importante pure a dove biri a dottu sabida che non è scelti i vestiti rappresentativi dell'esto, ma ci funti meda tipologia che depesu dai grazie e da fai biri. Dunque, e andava bene, noi in Moi andavo tornavo in Ecuador, già è stato atteso, ma già è venuto all'estero, perché già è tutto registrato, dunque non c'è questo problema. E usabiri questo ballo che santi fatto biri già in su palco del noi desesto, ma noi torniamo a sapere che all'incontro passaggio che Massimo Pinna ha cercato e ha montato, che stiamo un pari Ecuador.
dunque si appaga a pago, se si arribendi a spacciare questa seconda puntata su Topiu numero 2 dei stresi che tenevo in conca de si vai biri. E dunque è un nao che gusta esti sa domu de nuragi, si noi provanta, bivinti sa topianta, bivinti sa vida del suo folklore, noi a intro, sa topianta, non sciusi e ogni a dire, come te che sa topiaisi noi, fatesi prove e tutto canto, Pierpaolo. Come te? Dogna gira, 2 volte, su una volta? Come Allora, in tempo bonus, in tempo buono, in tempo bonus fadevo prova de canto, un'altra sagita e 2 prove de ballo, quindi 3 disi a sagita. Ah. Ma noi scetti si incontro e noi papà pure. Papà scozza sa mia tanti a sapere ma questo non dovevo su E un addomo commentato, c'è una gogia, ci punti spicciocca che gogia, noi sono singui. E noi sapere può degustare. Pierpaolo, a sapere quando si va a Pantà Scozza si anda a Ferruccio, perché si atturano su bene, comodo su satto, che già si stai bene. E tornavo a su conto di questa trasmissione, tornavo a su conto di questa puntata, poi noi e usabili su Ucraina. Questa trasmissione, quando ti ho pensata con Pierpaolo, Renato, Ludovica, Jacopo, insomma tutto sul gruppo, tutto esatto del suo gruppo che va in parte delle organizzazioni, e ho pensato proprio di vaibiri sul mondo de vestimenta, se tutto canto e del ballo son pari. C'è stato un gruppo su Ucraina che ha fatto bere, è una cosa rara, potevo in piazza nessuno si è mai fatto bere come si visti in tutto canto. E invece su Ucraina, quando veniva noi in Sesto, ha fatto, si vestia in piazza e poi ha fatto sul ballo. Sicuramente c'è tutta questa presentazione cosa mia, dunque da scuttare, ci si spiega qualche cosa di questo gruppo e poi tornavo a noi per si salutare. Con molto piacere vi introduco una nazione della Europa orientale, l'Ucraina, che dal 24 agosto del 1991, una data importante perché ha raggiunto la sua indipendenza e può raccontare delle espressioni popolari. I canti di questa terra sono canti assolutamente straordinari, meravigliosi. Per gli appassionati è una delizia ascoltare i canti dell'Ucraina, ma anche le sonorità che le accompagnano sono sonorità ben radicate in questo territorio. Loro si chiamano come l'antico toponimo di questa terra, Roxolania, forse era l'antico nome della Ucraina, e loro tengono molto alle proprie radici. Arrivano dalla città di Kiev, che è la capitale, e questa formazione che viaggia oramai da 3 lustri, quindi 15 anni, porta con sé studenti universitari ma anche i docenti, quindi c'è un continuo scambio anche generazionale, quindi un'occasione per fare proprie le esperienze della tradizione e trasformarle anche in rituali, in quadri veri e propri, perché quelli che vedremo saranno dei quadri veri e propri. Le sedie serviranno per rafforzare anche un concetto visivo, prima del matrimonio, la festa, la celebrazione e poi ancora il grande coinvolgimento, un po' tra il teatro popolare, la tradizione, il canto del teatro, insomma una serie di elementi che sono fondamentali per vivere un pochino di questa terra straordinaria che è l'Ucraina. Шукаємо, де не найдемо, дороженьки запитає.
Будеш ненько раненько вставати, будеш мої слідочки і пізнавати. Будеш моя донечка ходила вона свої слідочки і погубив. Ой, так нарядили, ой, так нарядили, як самі схотіли, смиша паляниця, зяке молодий. Смиш тебе дай, Андрейку, одорили, коло тебе стару бабу посадили, та не кажи,
Dunque, da questo filmato via su 2015, quindi già è passato 6 anni su de Insandus e ho più meta gruppo su in tutto il festival che ha avuto si chiusa e gusto e poi sono arrivato a edizione numero 17 fatta in noi in domo, ma come tornavo già uno scanto bottas periodo che ho canno chieniti posso 2022 potevo tornare in piazza e tornare a bisa gente che si spassia da stiendi tutto questo gruppo su gruppo sesto e tutto. E sicuramente io ho accabato su secondo dei 3 attori che ho organizzato, se si fa piacere, in questa puntata a Benidora, e ho tornato a pire sesto e ho più in questa prima puntata a Spicciocchedda, poi in Custa de Oi i Somminis, in questa puntata a Benidora c'è adesso invece i femminas, cogliadas, dunque questa vestimenta bella che si ovviamente in noi con Innassia, ma in questa puntata si tenesi questa pazienza e sa gana di bere in radio televisione sarda Sattopio che ha da benni in questa occasione e usabili questa vestimenta de sesto. Poi grazie a tutto canto, a tutto questo di Santi Sichio, grazie a Vosatto, a tutta la famiglia dei Nuragisi e se usabili questa puntata numero 3.